Il quartiere del Tormeno si trova a ridosso dei Colli Iberici al confine col comune di Arcugnano, lungo la direttrice sul piano che porta al lago di Fimon. Una zona dunque periferica rispetto alla cintura urbana, che se da una parte consente agli abitanti di godere di un contesto nel verde meno urbanizzato, risente però dei problemi tipici dei quartieri più isolati. I cittadini ai primi posti rilevano carenze nella sicurezza e in particolare nel numero ridotto di corse dei bus verso il centro città, che accentua la sensazione di isolamento. Non è lontanissima dal centro, certo che anche nell'ottica di diminuire le auto che vanno in centro, eccetera, qui c'è un passaggio del bus, poi chiaramente dipende dagli diciamo orari, magari i trasporti se fossero un po' più, se fossero meglio, non dico organizzati, ma se ci fossero passaggi più diciamo frequenti di linea urbana, ecco, quello Quindi magari. più passaggi più Sì, mi verrebbe da dire quello. Sì. E in centro non vado più perché ho paura. E alla sera resto a casa. Basta così. perché allora? E perché ho paura, perché anche non ho tanta occasione. Qui la sicurezza è abbastanza, qui abbiamo bisogno un pochino. Gli autobus ci sono ogni ora, quindi è un po' un disagio per quelli che usano i mezzi pubblici. E pertanto tanti anni fa c'erano ogni mezz'ora. Ecco, questo è un po' un disagio. Per le scuole sì, per le scuole neanche una parola. Cioè, mancano? I bus, gli orari dei bus perché questi ragazzi restano a piedi. Sì, qui come la linea 8 sarebbe un po' bistrettata, diciamo, perché c'è una corsa ogni ora, a parte gli orari più di punta, che magari ce n'è qualcuno di più, però